Worldwide thing, this is a worldwide thing. Rich is getting richer while the poor are getting sting. Worldwide thing, this is a worldwide thing. Canzone che è stata ripresa qualche anno fa anche da Gwen Stefani, ma in origine era di Lucy Liu e Mickey One e si intitolava Rich Girl. Abbiamo qualcuno che ci chiama al telefono, pronto? Sì, ma signora, vieni. ascolti, ormai signora, Non ci tirare il collo, vieni qua. ascolti, Non ci tirare il collo, vieni. signora, Sofiella. ma tirare il collo a chi? A cosa? Signora? Oggi mangiamo pollo. Ma signora, non mi dica che sta facendo. No, signora, non me lo dica. Sto mangiando il pollo. Oggi Sì. dobbiamo mangiare il pollo. Dovete mangiare il pollo. Come Ignazio portavo pollo, ma portavo vivo. Omogeneizzato di pollo, signora. Ma quello pagirizzato. Mamma mia, signora. Ma lei era a Capotorino, vieni qua, Sofiella. No, ma non mi dica. Ieri Sofiella ha fatto un mese, ce l'ha fatta gli auguri lei. Gliel'ho fatti ieri, signora, guardi, perché l'ho fatti ieri. Sofiella, vieni qua. Mi ascolti, il pollo Prosi di queste penne, prosili. Ascolti, può essere anche pericoloso. Ma No, voi? il pollo. Ma quando mai? Ma come quando mai, signora? Ma no, cioè, è ancora vivo e vegeto. Stanno giocando con la bambina, stanno giocando. No, signora, ascolti. Vieni qua, Sofiella. Può diventare pericoloso, guardi, che non è che. No, la bambina, sai che fa? Ci dà la sucalora al pollo, capito? Scusi. Tipo che bambolotto, no? Scusi, da cosa? La sucalora. Il biberon. Come? Il biberon. La sucalora. Il biberon. La sucalora. Pronto? Ascolti, biberon. Ma che è straniero qua? Pronto? Ma è radio, pronto? Radio Studio Centrale. Ah, allora lei. Biberon. Ma che cos'è? Giocatore della Catania? No, il biberon è la sucalora, capito? Allora, sei partito sucalora? Io la perché non la chiamo sucalora, scusi. Vabbè, sucalora. Allora, visto che lo sa che è sucalora. Anch'io lo so che è biberon, ma volevo vedere se lei sa che è sucalora. Biberon, vabbè, anzi, scusi, sucalora. Sucalora. Ci danno sucalora a pollo, capito? E giocano e così. Vieni qua, Sofia! Sì. Passa quel coltello, vieni qua! No, signora, ma perché? Ma mi spieghi poi dopo che la sucalora è stata presa dal becco del pollo, poi la bimba la rimette in bocca? Ma quanto mai? A me la bimba, disinfetta, sucalora, ma cioè. lei mangia con la forchetta e il coltello? No, signora, Zitto. scusi. Cioè, che significa con la Zitto, un mese già. Ma signora, un mese i bambini, guardi, signora. Nella sua zona, non è perché siamo signora, abituati diversamente. ma guardi che io sono convinto che il signor Castiglia non è assolutamente al corrente di questa cosa, guardi, perché io così ho avuto modo di scambiare. Si fida ciecamente. L'ho capito, ciecamente. Della mia opera lavorativa. Certo, ciecamente. Vieni qua, Sofiella, Sì. porca miseria. Vieni qua, vieni a trattare con i piedi sul letto, vieni qua. Signora, ascolti. Ma cosa devo fare io? Perché è tosta sta piccerita, Signora, va? ascolti, a questa età i bambini gattonano. Ma che c'entra saltare? Ma per favore smettere. In questo caso gallonano, perché stai giocando con gallo, ha capito? Con pollo, pollonano. Lei è ignorante veramente, guarda, lei è ignorante. Da cui la famosa canzone Pollo. Non me l'aspettavo, da lei non me l'aspettavo. Già stamattina con l'argomento della radio. Ah, sì, già... però sono contento del fatto che lei, insomma, ci ascolta ogni mattina e quindi anche la piccola Sofia è deliziata dalle nostre, come dire, performance. Ignazio, vieni qua, perché sta facendo Sofiella, vieni qua, Ignazio, con il telefono, che non prendela, vieni qua. Scusi, signor, ma lei ogni giorno si porta Ignazio dietro? Certo, Ignazio fa la guardia del coppo. Di chi? Di cosa? Di mia. Io rischio la vita qua, Sofiella è pesante. Roba da matti. Vieni qua, Sofia, posala quella rapa Napoli, ma sì, dobbiamo mangiare ora, vieni qua. Signora, guardi, con tutto il rispetto per questo dolce tipico, tra l'altro di questo periodo, è pericolosissimo perché la glassa di cioccolato che ci sopra si può appiccicare al palato e creare dei problemi alla piccola Sofia. Per favore, gliela tolga immediatamente dalle mani, signora. Signora, guardi, cos'è questo palato? Il palato, la parte superiore del cavo orale. Ma che cos'è un cavorale? Che è un filo da corrente? Il cavorale? No, signora. Ignazio, c'è un filo da corrente scopetti? Ecco, faccia attenzione. C'è un cavorale scopetto, Ignazio! No, stai attento al Sofiella, vieni qua! Ah, ho capito. Cos'è questo cavorale, scusa? Cioè, il coltello in mano glielo dà, capito Gianluca? Il cavorale, ma lei ha detto cavorale o caporale? Vabbè, signora, sopra la bocca, no? Ha presente la parte c'è che un naso, sopra la bocca c'è un naso. All'interno della bocca. Sì. All'interno della bocca sì. c'è una parte, quella, la parte superiore
superiore. Ho detto della bocca. Da dove partono anche le cavità nasali, si signora. chiama palataro quello, palataro. Sì, vabbè, facciamo ora il discorso della sua calora. Si chiama palato. Si chiama palataro. Palato. Ma cara palato nudo. Vabbè. Palataro. Palataro, signora. Vabbè, comunque ieri abbiamo passato una mala giornata, infatti non l'ho potuto ascoltare. Che è successo? Signora? Carendo, un anno, una volta l'anno, giusto? Un anno, una volta l'anno. Aspetta, non mi faccia confondere. Il nonno. Una volta l'anno. Il nonno. Una volta l'anno. Il nonno, una volta l'anno, ok? Io devo andare con la macchina. Tu sai che non esci mai perché non sta bene, giusto? Anche perché insomma un'età. Un anno c'è, non solo un'età, c'è un sacco di malattie che ha morito, il mobbo di Parkinson, no? Guida. Allora, giustamente il mobbo di Parkinson con la mano che c'è prima. Non va bene. E allora ci mette la mano in due stesso, la macchina fa il zighi-zaghi, capito? Lei viene la macchina che cammina il zighi-zaghi perché un anno che la mano in due stesso comincia. E allora Ignazio che cosa fa lui, no? Un genio, no? Anche perché siccome c'è il mobbo che la mano destra non riesce a chiappare il cambio che c'è sempre la mano, no? Sì, esatto. Allora la macchina con cambio automatico non ce la poteva permettere, noi c'è una 850 catena salvata in do garage, originale, no? Certo. Ci mancherebbe altro rubata, ma originale. Vabbè, sì, ma questo non ci interessava saperlo comunque, vabbè. Tanto ormai all'850 dopo che siamo qua cerca più, capito? Non è che il proprietario la cerca più. Niente, per cui non riesce a mettere la mano in do cambio. Allora esatto. Che cosa fa? Ci attacca con ferro falato, ci attacca la mano destra in do cambio, la mano sinistra in do stesso e ci attacca con ferro falato. Scusi signora, non ho capito, cioè proprio lo attacca con ferro falato, cioè lo lega, non gli dà quindi possibilità di movimento. Ma io non è che scendere da macchina, io si fa il giro però insomma potrebbe capitare. Tanto per vedere la città, che punto è arrivata dopo un anno, no? Un anno dopo un anno giustamente dici che fa, vedremo com'è la città. E allora fuori di città, capito? Che vuol dire un anno dopo? Il nonno dopo. Fanno capire a casa fiella, per tu vieni a capare. No, ma io non capisci questo, il nonno dopo un anno, giusto? Ecco, dopo un anno che non esce da casa, giusto? Perché si fa questo giro a camera, si fa un giro, che devo scendere dalla macchina. Certo, capitavo che doveva fare la pipì, mischino, e non poteva scendere dalla macchina. Certo, lo avete legato al cambio e allo sterzo. Tornava a casa, mi creda che era tutto cugnato, piero. Ma poverino, signora, poverino. Era piero. Ma signora, poverino. Come scendevo dalla macchina, cagnazzo tagliavo, calzo in chiesina, ci tagliavo ferro falato, come scendevo, andavo al bagno, come se faccavo un bagno, sapevo, si sconfiava, tipo dei balloncini di sandaita, tipo quei materassini, quelle gonfiabili. Ho presente, signora, ho presente. Mischino un anno, invece niente, e poi sappiamo fare un po' di signora, di cose, per rocopigliarlo, certo. perché ci vengono incrostazioni all'interno della vescica. Porca miseria. Un anno io ho consumato. Questa gliel'ha detta il medico e lei la sta riciclando, mi dica la verità. Tutte le persone normali hanno i funghi nella pelle, un anno non è che c'è i funghi normali, c'è i funghi poccini nella pelle, capisci? Non esistono, signora, ascolti. A lei ci è capitato mai di avere un fungo nella pelle? Una volta sì, effettivamente. Il fungo così, una macchia, no? Sì, certo. E invece non c'avevi i funghi normali, tu c'avevi i funghi poccini. Ho capito. Da meno ci vengono i funghi trifolati, capisci? Che un anno è particolare, non è che è normale. E scommetto che per esempio, scusi, lei ha sentito mai dire che c'è gente che c'ha, che ne so, le pietre nei reni? Certo. Giusto, i calcoli sono pietre nei reni, no? Un anno non è che c'aveva peso, c'aveva cutulisci, cuticchioni nei reni. Signora, scusi. Non è che c'aveva calcoli, c'aveva la calcolatrice direttamente. No, mi sta venendo in mente una cosa, quando il nonno è raffreddato gli dicono che i gattareddi no petto. I tigri c'aveva un anno, allora non andiamo a capo toccare. Vieni qua, Sofiella! Vieni qua, non ti apprecicare nella cancellata, vieni qua! Signora, è pericolosissimo, ma lasci stare. Scusi, ma chiuda il telefono e vada un po' a fare il suo lavoro per come si deve, signora. La saluto. Se metto una canzone bella, ti metto la Capri, che ne so, più tardi metto una bella canzone di Nicola Di Bari. Ci metto una canzone per noi, no? Metto il cuore in uno zingaro, che è di Nicola Di Bari, però nella versione nuova che sta andando in questo periodo. Chi la canta? No, è Giuliano Palma. Non è di Montepalma. L'amico di Nina Zinghera. Giuliano Palma e Nina Zinghera. Giuliano Palma. Giuliano di Montepalma e Nina Zinghera. Signor, non è di Montepalma, non mi faccia insistere. Ma io sapevo che aveva morto sto Giuliano Palma. No, poverino. Ce l'aveva ammazzato il coleottero, come si chiama? Il punteruolo rosso, come si chiama? Giuliano Palma. È vero? Dice che l'hanno dovuto tagliare un braccio. Sì, l'hanno anziché amputarlo, l'hanno potato. Potano a Giuliano di Montepalma. Pota.
Beh, signora, la saluto. Abbiamo finito. Sofiella, vieni qua, Sofiella. Scusa un attimo, Sofia, posa il suo motorino, poselo. Ma quale signora? Sta fottendo scarabeo del vicino, poselo. Ma posilo, ma signora, è un motorino vero? Sofiella, non si può mettere a strappo a moto, ma siete non c'è la pedovella ando scarabeo. Ma la smetta, signora, è pericolosissimo. È pericolosissimo, signora, vada. La saluto, buona giornata. La saluto, mamma mia.